un po' stanchi ma va bene. Abbiamo fatto quanto? 4.000 passi? 40.000 passi? 4.000 li fai 40.000 normalmente. passi? Ho i piedi distrutti. Un po' di chilometri quindi. Bene, bene. Mangia che poi la spocchiamo. La forza di Bandi che porta tutte le valigie, quasi tutte, dai. Altro che solo l'Himalaya che ci porta lontano, è una forza della natura. Infatti tutti quanti mi guardano, lei poi guardano me malissimo, soprattutto le ragazze. È arrivata, eccola. Ciao ragazza, sei pronta? Adesso ti ricarichiamo. Pronti?
Una birra e spunta come un angelo con due belle bionde. No, devi dire meglio una birra e un'acqua. Una birra in acqua, la birra da dividere, invece siccome costa meno la birra che l'acqua, ha preso la birra. 3,80 litro di acqua, 3,80 €. A posto, anzi a posto, a posto. Accesa. Amore, cosa fai? Ok. Brava, la contessa. Si riparte verso di là. Salutiamo questo bellissimo fatto che ci ha fatto mangiare, sì, che ci guardano tutti, guarda che ci guardano tutti e ripartiamo. Parcheggio perfetto ragazzi, guarda qua dove l'ho lasciata. E l'hotel è questo, eh? Ciao ragazza, buonanotte. Come stai? Tutto ok? Tutto ok? Come basta? Non fa vedere l'hotel. Cazzo, compila e andiamo in stanza. Siamo in hotel. Svuotiamo le borse e portiamole in stanza. Perfetto!
lasciamo qui. Tesla, 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 Tesla. Un giorno capirò dove cagano tutti questi soldi, sti austriaci. Quanti schei. Ciao. Ciao ragazza, siamo a posto? Abbiamo preso tutto? In questa stanza Elena ha già trovato qualcosa che non va. Vomito. Cosa c'è? È sporco, è il letto rovinato. Certo. Ma che schifo. Vabbè. Innsbruck. Prima non ce n'era neanche una, adesso ce n'è una, due, tre, quattro. Quattro Tesla tutte qua, che carine. Vuoi accendere? Va bene, dai. Vai Elena, accendi. Andiamo a Innsbruck. Andiamo allo zoo. Anzi, prima mi metto il casco. 0. Ah, zero. Evviva, la contessa funziona. Ti vediamo a Innsbruck. Questa qua dovrebbe essere il palazzo. Ah, guarda motorini qua. Dai, lasciamo qua. Il primo. Dai. Che bello! Oh, Harry Potter. Der ist einfach ein bisschen langsam, wie die Tiroler halt sind, oder? Voilà. Ah, devi andare là sopra dopo. Che bella maglietta. Che bel dito. Ok, thank you. Vai. Addio Giacomo.
torre di Innsbruck. Sono stanco. Sono tante scale, ma ne vale la pena perché è proprio bello. Sopra c'è una bellissima vista, andare in quest'ora un po' sul tramonto è bellissimo, una bellissima luce. Proseguiamo le scale. E lei è sempre al telefono. Vai, lavati. C'è un cane. C'aveva il coso distrutto. Perché siete tutti italiani qua. La ragazza è stanca e anche io. Mostro. Così. Sì, odore di pizza. Chi è che ride? Grazie. Concludiamo la nostra vacanza. Le parole finali fra un po', però oggi abbiamo fatto l'ultima cena in questa bellissima città di Innsbruck che è molto bella, ma siamo stufi nella pappa dell'acqua che costa più della birra, dei caffè che costano troppo, cioè vabbè, e la cucina veramente pesante, però figo. Dopo un po' basta, avrò preso 5 kg io. Adesso prendiamo la moto che l'abbiamo lasciata qui in parcheggio, torniamo in hotel e domani ogni tanto bordelli. E domani intanto salutiamo lo spettacolo. Vai. Domani si ritorna, siamo sui 350 km più o meno
da fare, passiamo per Passo Rombo e poi giù per Bolzano, Trento, zero autostrada come sempre con l'Himalaya perché è un piacere e niente, e a domani, notte. Amore, sei bello come i primi.